Aquila, Mari Imposita, Sexto Pompeo superato. Il giorno 9 di agosto del 1640 Don Onofrio Baeli comprò la tenuta di San Nicolò al Capo di Milazzo, che noi oggi chiamiamo baronia, ed il 21 marzo del 1641, il primo giorno di primavera, divenne di fatto il barone di questa tenuta e si avvalse della famiglia di Giacomo Foti come del campiere di fiducia che era aiutato dal figlio. E qui racconteremo dell'amore sfortunato di Eleonora, la figlia del barone, una ragazza bellissima che amava la natura del capo, leggeva sui prati, trascorreva il suo tempo immersa nella natura, tra le farfalle, gli animali, gli insetti, gli uccelli del capo. E manca a farla apposta, si innamora di questo ragazzo delicato e amabile che era Giacomo. Ora i Baeli erano moderni, ricchissimi, godevano di un grande prestigio tra la nobiltà locale e avevano la fama di essere persone assai colte, anche se bizzarre. E una delle più chiacchierate estrosità era la singolare abitudine, da quando avevano comprato la tenuta di San Nicolò, di fare cene a volte nelle sere d'estate, tra gli scogli verso il tramonto, sul largo e piatto scoglio appunto che emergeva durante le ore di bassa marea nella parte estrema del promontorio, Udiano di Baeli detto. Ora il bello Giacomo trascorreva i pomeriggi estivi insegnando a Eleonora a cavalcare. Scendevano i due giovani fino alle scogliere di Arinella. Erano ottimi cavallerizzi, ma quando il giovane fu invitato dalla bella Eleonora a palazzo e ci fu una festa, purtroppo il fulmine dell'invidia si abbatté sul loro tenero amore, perché una spietata baronessa se ne accorse e sconsigliò al barone che la figlia frequentasse quel contadino. Il padre, purtroppo, che era anche un uomo moderno e buono, dovette alla fine cedere, rimproverare la figlia, disapprovare questa unione e congedare Giacomo Foti del padre dalle sue proprietà. E Eleonora, sapendo ormai di essere rimasta sola, pianse a lungo e realizzò il desiderio di porre fine al suo tormento. Così chiese permesso di uscire da palazzo. Stravolta per l'ultima volta, si gettò dalla rupe che da tale giorno fu definita del Saudu Cavallo. Nel tempo la leggenda si è intrecciata e si è diffusa tra i pescatori di Vaccarella, anche ai nostri giorni, i quali l'un l'altro si sono raccontati i fatti e sanno bene che esiste un fantasma, quello della bella Eleonora, che appare singhiozzando la notte di San Bartolo il 24 agosto, quando emerge col suo destriero dalle acque di Capo Milazzo.